Allora, siamo ritornati in studio con lei. Cosa ne dice, segretario? Ma abbiamo raccolto insomma la disponibilità da parte dell'assessore per quanto riguarda la legge sull'agriturismo, ma infatti non c'era nessuna vena polemica neanche da parte nostra. Ovviamente andremo in commissione a portare quelle che sono le richieste del settore che rappresentiamo, quindi quello dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, che spesse volte... Esatto, per spiegare, perché voi siete dalla parte dei ristoranti, pizzerie, trattorie, eccetera, dall'altra ci sono gli operatori del settore agrituristico e così via, e si trovano un po'... Ma le dico, qualche volta, spesse volte per la verità, qualche ristoratore dice noi andiamo ai mercati generali a fare la spesa di frutta, verdura, carne per le nostre attività di stampo commerciale e ci troviamo a fianco magari qualche gestore di agriturismo che compra le stesse identica frutta, verdura, carni, eccetera. Per carità, non è corretto generalizzare, però qualche episodio insomma c'è stato raccontato. Per cui anche a tutela del consumatore finale, che quando va in un agriturismo si aspetta legittimamente di poter assaggiare, degustare, mangiare i prodotti creati di carni, che ne so, di animali allevati in quell'azienda agricola e appunto c'è questa legittima aspettativa da parte del consumatore, dovrebbe esserci una legge regionale che proprio certifica con poi i relativi controlli che poi certificano che queste sono le cose che poi realmente accadono. Ripeto, non voglio generalizzare, ci sono tantissimi agriturismi che lavorano invece in maniera corretta, in maniera anche molto apprezzabile, con prodotti di qualità, con carni derivanti da animali allevati nell'azienda, con verdure il 50% è il 50%, per cui metà e metà. La legge in questo momento però dice 65%. Adesso, esatto, 65%. Sì. Quindi, no, ma è vero anche che in altre regioni del nostro paese siano percentuali molto più basse, in cui agriturismo c'è solo il fatto di essere immersi. Poi come tutte le cose serve una legge e poi serve anche la verifica dell'applicazione di quella legge, perché noi potremmo anche mettere un 50%, però bisognerebbe poi anche che ci fossero i controlli per verificare che effettivamente c'è un 50% di prodotto che deriva dall'azienda agricola. Sempre il problema dei controlli sostanzialmente. Purtroppo sì, c'è una strada con un divieto di superare i 50 all'ora, c'è chi rispetta il divieto e c'è chi va ai 70, chi va ai 90, chi va ai 110. Ecco, il settore della ristorazione, eccetera, come sta andando? Si è ripreso? Perché non ho visto tutti proprio i ristoranti C'è stato un primo periodo dopo la riapertura del 18 maggio di 2 o 3 settimane in cui effettivamente c'è stata gente che ha ricominciato con calma, per carità, però insomma i ristoratori erano anche abbastanza contenti. Poi c'è stato un effetto ritorno, non lo so, fatto sta che il mese successivo, quindi da metà giugno e fino a questi giorni, quindi per circa un mesetto, c'è stato purtroppo un successivo calo. Come mai? Ma secondo lei è dovuto a che cosa? È un andamento ondivago, incide molto il fattore psicologico, quindi la gente va, però d'altra parte ha paura, ci vado al venerdì, però al venerdì c'è tanta gente, ho paura del contagio, poi leggono dell'imprenditore che è rientrato dall'est Europa, ha contaminato questo tante veramente persone. è stato micidiale, questa persona? Psicologicamente forse non è stato consapevole devastante. ancora, non lo so. Può essere, può essere. Ma non può essere il fatto che comunque le persone abbiano scoperto, io sento parlare un po' in giro, abbiano scoperto un modo diverso anche di passare il tempo libero oppure le serate, perché tanti dicono sì, vado al ristorante, vado fuori, se ne vale la pena, quindi ci deve essere un'offerta particolare che a casa non trovo, che per me sono tutti quanti chef. No? Stanno avendo anche molto successo i ristoranti che hanno lo spazio all'aperto. Chi ha il ristorante soltanto il posti al chiuso purtroppo in questo momento sta patendo veramente una grossa crisi. Chi invece magari, ma parlo anche per i bar, ad esempio parliamo anche del centro di Padova, i bar in centro con i plateatici esterni, anche con i comuni, non solo Padova ma in generale un po' tutti i comuni hanno dato anche maggiori disponibilità di spazio all'aperto per i pubblici esercizi. In quel caso si lavora in maniera insomma interessante. Sicuramente ci dobbiamo dimenticare i fatturati del 2019 che sono assolutamente irraggiungibili, però insomma in qualche caso siamo al 60, 70, forse anche 80%. Beh, non è male, insomma. Non ci si può lamentare, però ci sono alcune fasce diciamo di imprese, come ad esempio mi viene da pensare i bar che lavorano in zona uffici o in zona università o in zona appunto di uffici di enti pubblici. In quel caso siamo al 60, 70, 80% in meno purtroppo, quindi vuol dire lavorare al 20-30%. In questo momento c'è ancora l'agevolazione del fatto di poter lasciare a casa i dipendenti senza licenziarli ovviamente, ma pagati in cassa integrazione.
cassa integrazione, le cui settimane però stanno proprio finendo. Ormai qualche ristoratore mi ha anche chiamato dicendo guarda che sto esaurendo, ormai sono gli ultimi giorni di cassa integrazione, poi li dovrò richiamare, gli dovrò diciamo far usufruire le ferie di tutto il 2020, i permessi, e poi li dovrò ristipendiare normalmente. Noi auspichiamo che venga prorogata la possibilità della cassa integrazione e ammortizzatori sociali almeno fino a fine anno, perché un minimo di speranza di ripartire con un certo regime di attività l'avremo soltanto dal 2021. È un problema, l'avevo chiesto anche un po' prima all'assessore, anche di attrattività, cioè non riusciamo, allora sembra quasi incredibile perché il Veneto è molto popoloso, come la Lombardia sono molto popolose come regione, non è come l'Umbria o come Molise o la Basilicata, quindi sembra incredibile, siamo tutti quanti in regione, siamo tutti quanti comunque costipati dentro in un modo o nell'altro, pochi sono andati a fare turismo in giro, e ma è possibile che non riusciamo ad essere consumatori del nostro territorio. In realtà calcola le spanne, ci si starebbe senza bisogno di turismo straniero, vuol dire che c'è qualcosa che non è stato fatto, non è ingranato. Ci avete mai pensato su questo? Diciamo che ci sono determinate attività, caso su tutti il centro storico di Venezia, dove le imprese sono nate in funzione delle presenze turistiche. Quindi con un mood diverso. Sì, però oggettivamente è anche difficile, perché se io ho un bar o un pubblico esercizio in generale nato per una certa tipologia di clientela, quindi con dei menù, delle strutture anche fisiche, quindi con dei tavoli, degli spazi eccetera, nati per una determinata clientela, adesso in 448 dover rivoluzionare la mia offerta sia dal punto di vista proprio anche fisico ma anche diciamo software, quindi con i menù, con le proposte, con i prezzi e quant'altro, non è una cosa così semplice e immediata, vuol dire in certi casi dover cambiare completamente filosofia e tipologia di locale. Un esempio su tutti: le discoteche fino all'altro ieri lavoravano normalmente, fino al mese di febbraio lavoravano normalmente, poi tutto d'un tratto chiuse. Oggi le discoteche, quelle al chiuso, sono ancora chiuse per decreto, non possono riaprire. Quando si potrà riaprire, distanziamento di 1 metro, 2 metri tra le persone, ballare soltanto con la mascherina. E lì si tratta oggettivamente di difficoltà difficilmente superabili. Poi sono d'accordo con lei, in qualche caso bisogna cominciare a ragionare nel diciamo, essere accattivanti con i prezzi, ad esempio con delle offerte speciali nelle giornate infrasettimanali, perché ad esempio mi dicono che i ristoranti al venerdì, sabato sera si lavora in maniera anche abbastanza soddisfacente, dal lunedì al giovedì si lavora decisamente meno. Allora dico, perché non trovare delle offerte economiche che mi portino le persone a venire dal lunedì al giovedì? Il personale ce l'hai che lavora, visto che magari le persone potrebbero anche farlo. C'è anche meno confusione, quindi anche dal punto di vista psicologico del distanziamento rispetto agli altri clienti sono anche diciamo più accattivanti queste attività, e quindi sì, bisogna lavorare un po' anche sul marketing e sull'essere più attrattivi, anche facendo leva sui prezzi e sulle offerte. No, ma anche pensavo per esempio anche i negozi stessi, no, che vendono abbigliamento, ci sono dei negozi che sono proprio per turisti improponibili, inavvicinabili, magari c'era tutto il tempo, io penso anche c'era tutto il tempo di 3 mesi che siano stati dentro il lockdown a pensare, una volta che riaprirai non avrai il turismo che arriva giù in orde titaniche, lo si immaginava, lo si sapeva, per cui già pensare delle soluzioni poteva essere un po' previdente. Sì. No? Ma sa, dopo noi veneti siamo anche bravi, abituati a farci sulle maniche, nel vero senso della parola, quando c'è un'emergenza, e lavorare a testa bassa e poi rilanciarci, per cui insomma credo che superato questo momento, nel giro di qualche mese potremo in qualche maniera reagire assolutamente. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con lei per vedere le altre questioni che ci sono sul tavolo, che sono abbastanza calde, oppure magari anche belle notizie, perché no? Vediamole insieme. Pubblicità.